un sindacalista all'altro, lui è Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL FSP, Polizia di Stato. Allora, Padrone, veda, assolto il 22enne che ha picchiato gli agenti, questa ragazza appunto con stupefacenti insulta i carabinieri, ma dove stiamo andando? Non c'è neanche più rispetto per le forze dell'ordine a questo punto. Ben ritrovati, ma hanno parlato chiaramente i miei colleghi, l'amico Ermelao da Venezia. Il problema è uno: prima, io l'ho detto tantissime volte, sono stufo di ripetermi, ma sono due le cose. Primo, la certezza della pena in Italia. Ecco perché, come diceva il collega da Portuguaro, nei loro paesi ci sono le leggi che fanno rispettare poi il pagamento dei biglietti anche nei treni, e quindi la certezza della pena è fondamentale. Non andiamo da nessuna parte senza la certezza della pena, perché in Italia vieni qua, fai quello che vuoi, ok, ti comporti come vuoi, tanto non paghi. Questo è un punto. Il secondo punto è sicuramente quello che a noi sfugge tante volte, è che noi le leggi ci sono, purtroppo, ma abbiamo bisogno, noi delle forze dell'ordine, delle leggi speciali per poter agire. Terzo, leggi speciali che ci possino poi, al momento dell'intervento, eseguire un determinato iter per arrestare la persona. E il terzo motivo per cui questi comportamenti nascono sono soprattutto quelli dei protocolli di intervento, che io tante volte ribadisco, perché poi si va, vede, l'avvocato ha trovato la soluzione dicendo che il reato oppure la formazione del reato non si era configurata. Il problema qual è? Che in Italia alcuni reati, soprattutto nei riguardi delle forze dell'ordine, come la resistenza, come altri reati, l'offesa alla pubblica ufficiale, sono stati depenalizzati. Quindi di cosa andiamo incontro? Cioè, arrivi dall'ubriaco, l'ubriaco non può essere, perché siccome è ubriaco non è incapace di intendere di volere, cioè, quindi ma sotto processo ed è quello, no, che i colleghi magari non hanno evidenziato, ma sono questi i tre punti, soprattutto quello del protocollo di intervento, perché poi arrivi lì e ti devi scontrare con una forza contro forza, cioè se uno è più forte vince, l'altro cade e te ti arrestano. Quindi questo è un po' il quadro della situazione, purtroppo. Senti, venendo alla nostra realtà, il caso della Croce Rossa l'ha stupito? Beh sì, io l'ho sentito da voi prima questa notizia. Io credo che siamo veramente alla meschinità, perché cosa c'entrano? Allora, ammettendo che sia un discorso politico, quindi un'azione di uno o due più persone che vogliono attaccare la Croce Rossa perché danno da mangiare e da bere a queste persone, io ribadisco a questo soggetto che magari ci sta guardando ed è divertito, o questi soggetti sono divertiti questa sera, il problema è uno: cosa cavolo c'entrano queste persone? Prendetevela piuttosto con chi li ha fatti venire, neanche tanto con chi gli dà da mangiare, ma con chi li fa venire. Questo è il problema, cioè io ho già avuto una discussione, abbiamo parlato di questa sicurezza, perché come voleva il presidente del provinciale, della Croce Rossa, aprire questa cosa, lui mi disse: ma perché non vi va meglio se li controllate tutti là? No, non è vero, perché questi si presentano solo nel momento della cena, del pranzo, quindi sono sparpagliati all'interno della città in tutte le ore della giornata, quindi non è un controllo che noi veniamo a fare all'ora di cena o all'ora di colazione. Ecco, quindi il problema è fare questi atti criminosi, ci sono soldi spesi, ma sono soldi di quel povero disgraziato, il volontario che va là, insomma. L'assicurazione bisogna attivare una raccolta fondi per cercare di aiutare questi volontari. Quindi, volontari, ricordiamo, Padrone, che dedicano in toto la loro opera per il prossimo, poi che sia giusto o non giusto. Ma io infatti questo no? Però, cioè, cosa c'entra colpire chi? Cioè, non vi trovate bene, che ne so, all'ospedale, andate a spaccare la macchina degli infermieri, ma cosa c'entra l'infermiere? Sente, lei nei confronti del prossimo è solidale? Io dicono che sia un po' braccino corto, Per gli amici? Dicono così. No, è impossibile. Guardi, se lei
lei ha parlato ad esempio di pizza, no? Io so a cosa si riferisce, ma se lei fa questa domanda al politico in questo periodo, quello la pizza gliela offre sicuramente. Ma non bisogna piuttosto, guardi, in questo periodo il politico, certo. no, ridiamo, ma al politico magari in questo periodo può dire quello che vuole. È chiaro che è un sindacalista della polizia a cui stanno dando un aumento di 40 euro all'apicale, quindi al massimo del grado in 40 euro, dopo 9 anni di contratto, magari il sindacalista della polizia ci pensa un po', ma poi l'amicizia viene, viene altre, ce la facciamo. Capito, ce la facciamo lo stesso sta pizza, dai. Va bene, ce la facciamo. Raffaele Padrone, Buonasera. vice segretario nazionale della UGL FSP Polizia di Stato, ci vediamo la settimana prossima. Va bene, grazie a voi. Arrestati invece i 2 truffatori napoletani.